Concorsi di progettazione, affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, redazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche, compiti e responsabilità del direttore dei lavori. Sono stati questi i temi della quarta lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. Sul tema hanno relazionato gli architetti Rino Lamendolo e Alfonso Cimino, nella loro qualità di esperti in materia di lavori pubblici. Siamo alla quarta tappa di questo interessante corso di formazione professionale finalizzato ad offrire ai giovani architetti una buona opportunità per acquisire gli elementi di base necessari a superare le criticità che inevitabilmente vengono fuori nella fase di avvio della professione. Dopo aver trattato temi molto interessanti come la presentazione dei progetti di edilizia, gli incentivi del superbonus, il restauro e la valorizzazione dei nostri beni culturali, oggi è la volta dei lavori pubblici. È un tema che avrò il piacere di trattare unitamente all'amico Alfonso Cimino, mio predecessore nel ruolo di presidente dell'ordine. In particolare oggi cercheremo di trasmettere ai giovani architetti che frequentano il corso delle nozioni fondamentali per affrontare il mondo del lavoro, per entrare nel settore dei lavori pubblici. Quindi parleremo dei concorsi di progettazione, parleremo dei servizi di architettura e ingegneria, dei vari livelli della progettazione di un'opera pubblica, parleremo della direzione dei lavori. Dopo questa lezione il corso riprenderà a gennaio, il 10 gennaio, quindi dopo la pausa natalizia, con una nuova lezione sui temi della sicurezza dei cantieri, lezione che sarà tenuta da esperti in materia come gli architetti Salvatore Galiano e Isabella Puzzangaro, che peraltro è consigliere del nostro ordine. All'interno di questo ciclo di incontri con i giovani professionisti, di cui devo ringraziare tantissimo il Presidente dell'Ordine degli Architetti Agrigento, Rino Lamendolo, e tutto il Consiglio, con la Fondazione Architetti del Mediterraneo, con il suo Presidente Piero Fiaccabrino, hanno pensato di invitarmi per raccontare in maniera pratica l'ufficio della direzione dei lavori. Del resto, quando noi giovani architetti usciamo dalla facoltà di architettura, ma così come tanti liberi professionisti, ingegneri, geometri che si affacciano al mondo delle professioni, molto spesso vi è una grandissima differenza tra quello che si studia e l'attività pratica del cantiere, della progettazione, come conformare un progetto e nella fattispecie come organizzare una direzione dei lavori con tutto quello che comporta a livello normativo e burocratico, dove tra l'altro ci interfacciamo con imprese che ce l'hanno all'interno degli uffici che sono abbastanza organizzati e ci interfacciamo con l'ufficio dei responsabili unici del procedimento. Ecco, noi siamo il perno affinché vi sia una buona esecuzione di un'opera che possa essere pubblica o privata, e oggi tenterò con i giovani colleghi di raccontare qual è l'esperienza di un direttore dei lavori sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo tecnico.